A Jesolo anche quest'anno l'iniziativa Bau Bau Beach, lo stabilimento che ospita i nostri amici a quattro zampe. Vediamo il servizio di Mauro Zanutto. Da oggi Jesolo diventa animal friendly, ossia apre la prima spiaggia per cani. L'autore è il Consorzio Manzoni, abbiamo qui presente Amorino De Zotti. Ci descrive un po' quali sono le caratteristiche per questa spiaggia? Allora, noi oggi, 25 giugno, apriamo in città sull'Arenile di Jesolo e nella location della Croce Rossa, che ringrazio tantissimo per la disponibilità, il primo stabilimento balneare fronte mare con zona d'ombra, perché abbiamo anche un po' di pineta, lo specchio d'acqua per 5 cani alla volta per fare il bagno e la disponibilità per il 2011, di questa stagione 2011, è di 80 postazioni, di cui possiamo ospitare 150-160 cani. È un'iniziativa e un progetto che a Jesolo mancava. Io ne sono orgoglioso, non è solo del Consorzio Manzoni, ma bensì è a disposizione di tutta la città. Chi vuole accedere e per entrare dentro nello stabilimento entra dalla via Levantina, prima della Croce Rossa. Ci sono le indicazioni, vicino adiacenti alla colonia estiva BIC c'è l'ingresso con su scritto Bau Bau Beach Jesolo, entrata, ingresso, e lì andiamo ad ospitare i cani tanto amati da tantissime persone. Ecco, ricordiamo che spiaggia per cani significa, oltre che la possibilità di fare la balneazione col cane, anche lettini, spazi più ampi, ombrelloni con spazi più ampi, no? Ogni postazione ha una vivibilità di 30 metri quadri, di cui ci sono 2 lettini per le persone, ciotole per mangiare, ciotole per bere e lettini a richiesta anche per i cani. Noi siamo sempre attenti al sociale e anche l'importanza per molte persone di avere il cane è quasi come avere un figlio, ne hanno bisogno gli anziani, le persone sole, le famiglie. Io ho 2 cani e 3 gatti, quindi so cosa vuol dire avere delle bestie, e proprio per questa intesa e collaborazione che abbiamo con il comune di Jesolo abbiamo dimostrato che ci aiutiamo, se possiamo ci aiutiamo e diamo un aiuto anche agli altri. Poi noi abbiamo le nostre unità cinofile che sono state in Abruzzo, soccorrono appunto nei terremoti le persone, oppure la ricerca di persone scomparse, per cui i nostri amici a quattro zampe sono importanti e credo che sia una buona iniziativa che potrà dare delle grosse soddisfazioni sia a noi che al comune di Jesolo. Sindaco, Jesolo sempre più amica anche degli animali, questa è una nuova offerta che si integra al turismo tradizionale. Si completa l'offerta turistica della nostra località e fa sì che la spiaggia di Jesolo, che già offre tantissimo dal punto di vista della qualità dell'intrattenimento, possa avere uno spazio dedicato anche ai proprietari di cani che possono vivere insieme con i loro amici una vacanza o anche soltanto una giornata nella nostra località, e quindi credo che sia un ottimo servizio che conclude per il momento l'offerta turistica di Jesolo. Può essere un servizio che attira nuove nicchie di mercato anche, ovvero tantissimi padroncini? Ma devo dire che, visti i numeri che Jesolo sviluppa, per noi è un completare un'offerta. I numeri saranno, credo, sì importanti, ma non significativi per i numeri che appunto Jesolo sviluppa nei loro 12 km. Credo che invece sia importante dire che anche a Jesolo si può venire con il proprio cane.